Bentornati in diretta 8 e 6 del mattino, diamo subito il buongiorno a Enrico Sossi, vicepresidente del gruppo territoriale di Trieste del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a chi ci segue. Grazie di essere qui. Allora, Enrico Sossi era tra tanti, ha partecipato anche ieri, ma soprattutto poi lunedì alle manifestazioni per Gaza, per la Palestina, e voi 5 Stelle sarete protagonisti di una iniziativa proprio da presentare in Consiglio regionale, una mozione sulla sospensione dei rapporti tra la nostra regione e lo Stato di Israele. Allora, partiamo proprio da questo, dalle manifestazioni di questi giorni e poi da questa vostra iniziativa. Ma sì, diciamo che è importante chiaramente che la cittadinanza sia particolarmente attiva sul tema della questione palestinese, anche a fronte di quello che sta appunto succedendo alla Global Smooth Flottiglia, che di fatto stanno portando semplicemente degli aiuti per cercare di rompere questo assedio a Gaza, e che questa è la seconda volta che vengono attaccati da parte dei droni apparentemente sconosciuti, anche se l'origine si può benché immaginare. E quindi è anche importante che la cittadinanza faccia delle pressioni ai propri governi, che sia nazionale ma anche regionale, comunale, affinché tutti spingano per, come dire, cercare di ottenere la fine del massacro che sta avvenendo a Gaza. Quindi è importante che anche noi come forze politiche, che siamo anche dentro le istituzioni, facciamo la nostra parte. Quindi, come giustamente dicevi tu, eravamo in piazza sia ieri al presidio sotto la prefettura, ma anche lunedì al presidio al varco del porto. Certo, e appunto al corteo anche, poi. esattamente, Ecco, anche al corteo. Vediamo le immagini proprio di ieri. Ecco, Esattamente, questo qui appunto era il presidio sotto la prefettura, certo. Poi appunto dopo lo sciopero al varco 4 del porto di lunedì c'è anche stato un corteo, su cui alla fine la questura diceva praticamente 5.000 persone, gli organizzatori 7.000, quindi anche se volessimo fare una media comunque siamo su 6.000 persone, sono veramente tante, soprattutto a Trieste anche per questo tema. Come dicevo, è importante che anche noi come forza politica dentro le istituzioni non solo scendiamo in piazza a comunque confrontarci con la cittadinanza, ricevere suggerimenti ed eventualmente anche critiche, ma soprattutto che facciamo anche la nostra parte, ed è per questo che il 30 settembre in Consiglio regionale, indicativamente nel primo pomeriggio verso le 3:30, sarà discussa una nostra mozione appunto in Consiglio regionale per impegnare la Giunta Fedriga a sospendere i rapporti sia istituzionali ma anche commerciali tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e lo Stato di Israele. Vi invitiamo come cittadinanza a scendere in piazza assieme a noi, assieme alle forze sindacali, assieme alle associazioni, ma anche altre forze politiche, sotto il Consiglio regionale proprio il martedì 30 settembre, il prossimo martedì, il pomeriggio, per far sentire la nostra voce e il nostro sostegno anche a questo tipo di richiesta, perché mi si può chiaramente dire che la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha competenza chiaramente su queste dinamiche, però è vero che il Presidente Fedriga negli ultimi giorni ha espresso più volte, insomma, una posizione netta, una sua posizione, certo, rispetto alla questione, al conflitto che attualmente è in atto a Gaza e in Israele e in Palestina, e chiaramente la Giunta Fedriga ha un'influenza anche sulle dinamiche nazionali, sul governo Meloni, motivo per cui noi chiediamo appunto che la Regione intervenga anche per questo. E questo perché, come dicevo, è importante che anche noi come forza politica facciamo qualcosa anche appunto sul territorio dove lo possiamo fare. Chiaramente noi ci stiamo muovendo anche a livello nazionale, come è noto, quindi al di là che abbiamo anche donato 1 milione dei nostri stipendi che ci tagliamo, perché notizia, la continuo a ripetere, noi continuiamo a tagliarci gli stipendi, i nostri portavoce, e quindi abbiamo deciso di donare 1 milione di euro proprio alla Global Smooth Flottiglia, però soprattutto anche abbiamo deciso di imbarcare anche un nostro senatore, ha deciso lui, sulla flottiglia proprio con l'interesse di tutelare anche gli altri cittadini che si sono impegnati in questa azione totalmente pacifica e totalmente con l'idea di cercare di portare degli aiuti a Gaza, che attualmente vediamo tutte le immagini. Possiamo anche usare la parola genocidio, possiamo anche non usarla, però guardando le immagini è abbastanza, direi, palese fare delle proprie considerazioni e capire cosa sta succedendo lì. Allora, c'è subito una telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi?
Sì, buongiorno a lei, grazie sempre per la sua gentilezza e al suo ospite. Buongiorno. Niente, volevo dare un input al vostro vignettista in grao per i 2 pensionati che di solito rappresenta. Sì. Questi 2 pensionati che lui di solito rappresenta vanno con una barchetta a pescare le sarde e incontrano quelli della flottiglia che ritornano da Gaza. E gli dicono: ma dov'è l'Italia ai 2 pensionati? E i 2 pensionati dicono: non lo so, abbiamo visto un polverone e non vediamo più né Trieste né l'Italia, vediamo solo la Russia con 6.000 testate nucleari e l'America con 6.000 testate nucleari. L'Europa non esiste più. Questo fa riflettere. È il mio nonno che ha fatto la prima e la seconda guerra mondiale, mi sta chiedendo: ma cosa fumate oggigiorno voi? Perché deve essere estremamente buono, state riarmando la Germania? E qualcuno deve in qualche maniera dire all'Europa e a Zelensky, prima che ci porta dentro nella terza guerra mondiale: Putin, scusa, abbiamo sbagliato a pensare di metterti le armi della NATO al tuo confine, faremo in modo che, dato che l'Inghilterra e la Francia hanno già 500 testate nucleari, di potenziarle Francia e Inghilterra a 6.000 e attorno ai tuoi confini non metteremo un solo missile NATO. Capito. E chi vuole ritornare a fare business con la Russia, che ben venga. Così, e vorrei anche chiedere scusa al signore del PD che è stato ieri mattina, quando lui mi ha detto che ha un figlio, io ne ho 5 e non riesco a pensare ai... È caduta la linea, però insomma è provocatoria e abbastanza centrata insomma sulla situazione attuale, il discorso, insomma l'intervento del signore che ci ha appena telefonato. Ci dispiace che sia caduta la linea, ma insomma, come commenta, era provocatoria il fatto di associarlo alla vignetta, le consuete vignette con i pensionati di Marco Englaro, no? Però magari coglierà anche lo stesso vignettista il suggerimento, però insomma una riflessione amara, no? Questa che faceva il nostro telespettatore. Alla fine sì, perché si riflette sul ruolo che non sta avendo l'Unione Europea anche sul massacro che sta avvenendo a Gaza. Quindi non solo l'Unione Europea è incapace di agire su anche le guerre che abbiamo nel nostro continente, ma soprattutto anche quando si tratta semplicemente di fare una pressione a un governo che poi io personalmente definisco criminale, ma perché la mia considerazione è la considerazione della mia forza politica. Però l'Unione Europea non è neanche in grado praticamente, cioè l'ha fatto, sì, lo sta facendo, ma molto in ritardo, perché ormai siamo da anni che stanno davanti questo episodio, e l'Unione Europea appunto non è in grado di sanzionare con efficacia i ministri, non è in grado di proporsi come centro per la pace, che sia per la questione russo-ucraina, che sia per la questione anche israelo-palestinese, ma anche potrei anche citare anche gli altri conflitti che sono attualmente in corso nel mondo, e quindi alla fine ci troviamo un'Unione Europea che nello scacchiere internazionale alla fine si trova a metà tra appunto quello che noi potremmo definire l'ordine occidentale liberale classico, quello degli Stati Uniti d'America, guidato dagli Stati Uniti d'America, e che adesso in realtà viene messo un po' in crisi dall'ascesa della Cina, forse dalla Russia neanche tanto, però soprattutto dal ruolo che sta avendo l'Oriente, anche l'India. E alla fine abbiamo un'Unione Europea che sì, è brava a regolamentare magari con delle normative interne come vengono fatti determinati prodotti, o anche della politica monetaria e quant'altro, però di fatto in politica estera non è capace di agire, e questo molto probabilmente è debole, soprattutto anche per come probabilmente è strutturata, perché alla fine abbiamo anche la questione del riarmo che ha citato anche il signore che ha chiamato poco fa. Alla fine non è che è stato deciso di un riarmo alla fine dell'Unione Europea,
Io per esempio sono favorevole paesi, a un esercito, no? esattamente, un esercito europeo, ma io lo interpreto come un coordinamento delle forze armate esistenti e che, faccio un esempio, forse un po' semplificando, ma se io ho 100 aeroplani e la Germania ha 100 carri armati e 0 aeroplani e io ho 0 carri armati, piuttosto che entrambi aumentare la spesa militare e anche di questi aeromobili, piuttosto ci compensiamo. Invece alla fine è stato promosso un maggiore debito dei singoli paesi appunto per riarmarsi, però di fatto non possiamo parlare di una vera difesa comune europea e quindi tendere anche a un'azione comune europea di politica estera, anche rispetto alla questione che sta avvenendo a Gaza. Allora, c'è una mail molto critica, dice Angela, queste persone che manifestano per la Palestina non hanno detto una parola sull'attacco di Hamas del 7 ottobre, anche quel giorno sono morti bambini e anziani, Hamas raccoglie ciò che ha seminato, in merito alla flottiglia sono dei privati e come tali devono arrangiarsi, dice Israele li aveva avvertiti. Questa è la posizione di Angela, che è nettamente diversa insomma, dalla sua. No? Legittimamente, chiaramente è diversa ed è normale che i cittadini la pensino in maniera diversa per esempio dalla mia. Io credo che nel caso specifico della Global Smooth Flottiglia, che se dei cittadini, seppur privati, al di là magari della loro missione, di quello che vogliono fare, in questo caso però parliamo di veramente un'azione pacifica, e dovere dei loro governi comunque tutelarli dovunque essi siano, chiaramente anche perché non si stanno mettendo in pericolo con l'intenzione di offendere uno Stato, stanno mettendo in pericolo le loro vite e anche forse un po', alla fine diciamolo, la Global Smooth Flottiglia serve forse più per attirare l'attenzione mediatica rispetto alla questione palestinese che sta avvenendo a Gaza, perché alla fine gli aiuti ci sono anche, cioè, ai confini della striscia di Gaza ci sono, semplicemente non vengono fatti entrare per la maggior parte delle volte. Quindi alla fine il ruolo della flottiglia è quello di attirare i media per parlare di questo tema. Penso che ci sia riuscito anche attraverso le mobilitazioni in tutta Europa, in tutto il mondo per la questione palestinese. Detto ciò, rispetto all'attacco di Hamas del 7 ottobre, io non l'ho citato, ma lo posso dire tranquillamente anche adesso, che ogni attacco di tipo terroristico è da condannare. Ma questo lo dico veramente perché ci credo. Il fatto è che nella questione israeliano-palestinese questo atteggiamento dei governi israeliani, perché poi io dopo ci tengo anche a separare il popolo israeliano dal governo israeliano, che per me il governo israeliano io l'ho definito criminale, non la popolazione. Secondo me appunto, anzi secondo me, ma è un dato di fatto che i governi israeliani negli anni hanno sempre avuto questo tipo di rapporto, guardando, detto proprio in parole povere, guardando dall'alto verso il basso i palestinesi e sempre occupando maggiori territori alla faccia di tutte le indicazioni delle Nazioni Unite, e poi qui potremo magari anche aprire un capitolo effettivamente su quanto sono al giorno d'oggi utili le Nazioni Unite, però è una questione che non è iniziata il 7 ottobre, è iniziata da una decine e decine di anni, è una questione che va avanti da tempo, quindi questo non lo dico perché voglio legittimare l'attacco terroristico di Hamas, ma lo dico semplicemente perché quando si fa un'analisi, e lo dico anche da studente di scienze politiche all'Università di Trieste, quando si fa un'analisi su questo tipo di dinamiche internazionali non possiamo guardare a una singola data di un singolo avvenimento, dobbiamo avere una visione complessiva e capire cosa è successo prima e le cause appunto che hanno generato degli effetti. Agli effetti. Allora una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Carissimo, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Posto il fatto che siamo tutti, diciamo così, dispiaciuti o quello che vuol dire per quanto riguarda il caso Israele, due cose. Non le sentiamo benissimo, non so se sta parlando con un viva voce, ma non riusciamo a sentirla molto bene. Mi sente adesso? Ecco, meglio, sì. Ecco, prego. Dicevo che siamo tutti, diciamo così, costernati per quanto riguarda il discorso di Israele e Palestina, però c'è un fatto molto semplice. Sì. Dimostratemi che i droni che sono, e parlo al suo ospite, i droni che sono stati
mandati sulla flottiglia sono di Israele. Prima, uno degli elementi importanti del giornalismo sono dimostrare i fatti, non le supposizioni. Questo è il primo punto che secondo me va chiarito, perché tutti possono avere gli interessi di creare una situazione di crisi in quello che è il rapporto tra Europa e Israele, possono essere gli iraniani, possono essere gli stessi Hamas, eccetera. Altra cosa, i 2 milioni che dice il vostro ospite, il milione che il 5 Stelle ha versato, io vorrei vedere i bonifici, vorrei vedere i documenti di questi danari inviati. Altra cosa, e finirò, le uniche 2 navi che sono state mandate nelle acque internazionali a cercare di proteggere, diciamo così, sono quella della Spagna e quella dell'Italia. Non ho visto nessuna nave francese, non ho visto nessuna nave tunisina, nonostante ci siano diverse persone di diverse nazionalità. E l'ultima cosa che voglio chiedere al vostro ospite, da quanti anni è stato creato lo Stato di Israele e chi l'ha creato? E l'ultima cosa, e poi finisco, volevo il suo parere sulla situazione o sull'episodio di Ciro Grillo con la situazione, la violenza che ha fatto su questa donna. Per cui, e questo è il suo capo, il capo del suo partito. Capito. Grazie, buongiorno. Grazie, insomma, tanta carne al fuoco nell'intervento del nostro telespettatore, piuttosto insomma acceso. Allora, vuole rispondere? Sì, assolutamente. Ma allora, parto subito dall'ultimo tema del caso. Sì, non entro nei particolari, ma dico la mia considerazione rispetto al caso di Ciro Grillo, che per chi non lo sapesse è il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che rendo noto per chi non lo sapesse, sì, fa ancora parte ufficialmente del Movimento 5 Stelle, ma attraverso una votazione degli iscritti, alla fine gli iscritti hanno deciso di non averlo più come garante del Movimento 5 Stelle e quindi lui alla fine ha deciso di allontanarsi. Questa è la premessa, quindi come forza politica del Movimento 5 Stelle noi, come dire, su questo caso chiaramente non abbiamo nulla da dire in merito. La mia considerazione però è che sul caso di Ciro Grillo è importante che la giustizia faccia il suo corso, quindi in questo caso, se non sbaglio, c'è stata una condanna di primo grado, sono stati condannati, io credo ovviamente che si debba andare a vedere poi anche la condanna definitiva, ma in ogni caso se il tribunale di primo grado li ha condannati per questo stupro, adesso non mi ricordo esattamente le dinamiche su quello che è successo, ma mi pare erano 4 ragazzi, tra cui il figlio di Grillo, appunto, che hanno commesso questo reato. Io credo che se sia stato commesso questo reato è assolutamente da condannare. Io mi ricordo una reazione di Beppe Grillo dove appunto aveva reagito malamente alla notizia delle indagini su suo figlio. Io invece credo che sia importante che soprattutto anche in questi casi di violenza e in questo caso specifico di stupro sia importante che la magistratura faccia il proprio corso e che i responsabili vengano condannati, perché chiaramente sono delle azioni assolutamente inaccettabili. E penso di aver detto a sufficienza. Sulla questione, dico velocemente, rispetto alle donazioni che abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle, è stata fatta anche lì una votazione online di tutti gli iscritti per decidere di donare €1 milione delle restituzioni dei parlamentari e dei consiglieri regionali all'associazione Music for Peace, che appunto collabora con la Global Smooth Flottiglia, quindi di fatto se questo €1 milione viene usato per la gestione dell'associazione piuttosto che per comprare degli aiuti umanitari che poi hanno messo sulla flottiglia, piuttosto che comprare il carburante per le navi o per qualsiasi altre ragioni per cui possono essere spese, questo io non glielo so dire nel dettaglio, questo è anche, penso sia l'associazione a dover decidere come poi spendere questo €1 milione che noi abbiamo donato. Chiaramente io ho citato questa cosa perché voglio ricordare che noi lo stipendio comunque continuiamo a tagliarcelo, però non è la prima volta che noi doniamo soldi a delle associazioni, ma non solo, l'abbiamo fatto anche con le scuole, anche delle scuole terremotate, l'abbiamo fatto anche qua in Friuli Venezia Giulia dando borracce alle scuole, oppure fondo al microcredito, quindi chiaramente sono delle iniziative a cui noi teniamo molto e sono sicuro che se vuole anche eventualmente approfondire questo tema, noi siamo assolutamente disposti eventualmente a fornirle ulteriori dettagli, ci mancherebbe. Poi se sulla questione dei droni
droni sulla flottiglia. Io ho fatto delle supposizioni, chiaramente non ho in mano i dati certi su cosa può essere stato. No? Io chiaramente ho fatto una mia considerazione sulla base di quello che ci ha raccontato il nostro senatore presente sulla flottiglia su una delle barche che è stata attaccate, anche da parte degli altri attivisti, e poi chiaramente sulle analisi che vengono anche pubblicate su determinate riviste e appunto da analisti di questo tipo di dinamiche. Poi chiaramente non penso che, sono sincero, non penso che avremo mai la certezza di chi avrà effettivamente comandato quei droni per compiere quelle azioni. Dico semplicemente che se una flottiglia è diretta verso Gaza perché vuole portare gli aiuti umanitari e appunto cercare di interrompere l'assedio a Gaza, viene ostacolata da dei droni, il mio primo pensiero è che sia ostacolata dallo Stato che sta commettendo quel massacro, quel genocidio. Questo è il mio primo pensiero, però come detto io non ho la certezza, questa è la mia considerazione, però penso che sia legittimo che io possa fare anche questo tipo di considerazioni. Di considerazioni, assolutamente. Allora, ci scrive il signor Nevio dicendo, in merito alla piscina terapeutica di cui abbiamo parlato prima, rivedendo il nostro servizio di ieri, buongiorno Sveglia Trieste, secondo me non è una buona idea costruire la piscina terapeutica sullo stesso posto di prima, quello spazio sarebbe utile per un parcheggio, visto tutto attorno lo spazio c'è il bagno pedocin e molte barche che sono ormeggiate, allora sarebbe utile trovare uno spazio per la costruzione della piscina in modo che possa avere anche dei parcheggi liberi dal pagamento, dice Nevio. Insomma, è contrario alla ricostruzione, invece ieri è stato confermato che sarà ricostruita proprio là. Sì, beh, allora io posso anche essere d'accordo in linea generale che la piscina terapeutica si potesse decidere di costruire magari anche in Porto Vecchio o in altre zone della città. Nel caso per esempio di Porto Vecchio c'è già un progetto che sta andando avanti, una progettazione, tra l'altro un project financing pubblico-privato, motivo per cui penso che in questa fase qui sia molto difficile poter per esempio inserire anche il progetto della piscina terapeutica. Quindi io penso che al momento quello lì, cioè io ritengo quel luogo idoneo. Detto ciò, è vero che sul tema dei posteggi è un tema che la politica cittadina deve affrontare. Io non penso che l'area dove verrà costruita la piscina terapeutica, come dire, eventualmente possa risolvere tutti i problemi dei posteggi di Trieste. Io comunque penso che dopo praticamente 6 anni, anzi più di 6 anni da quando la piscina terapeutica è crollata, mi pare fosse luglio del 2019, 16 luglio 2019, sì. Ecco, dopo 6 anni io penso che sia più che legittimo che i cittadini e le famiglie i cui cari necessitano di usare la piscina terapeutica possano tornare a farlo, perché finora sono dovuti andare fuori città per poterlo fare e in 6 anni la giunta comunale io ritengo avesse potuto veramente fare qualche passo in avanti anziché aspettare appunto il 2025 per appena far partire il bando, la gara e poi appena ci sarà l'iter amministrativo con la costruzione della piscina, quindi andremo a aspettare comunque sicuramente dei mesi, se non anche qualche anno. Motivo per cui io credo che al momento insomma, la priorità deve essere costruire la piscina terapeutica. E poi insomma, possiamo anche appunto poi andare a parlare di posteggi, però la piscina terapeutica è un tema che veramente è molto importante, penso, per i nostri cittadini e soprattutto per chi ne ha bisogno. Allora, c'è una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Sì, mi scusi, è caduta prima la linea, stavo parlando di mio nonno che ha fatto la prima e la seconda guerra mondiale, ci dice che cosa stiamo fumando e via dicendo, perché ha già parlato con Dio e stanno facendo clonare Silvio Berlusconi perché in Europa mancano i diplomatici, lui andava pressoché d'accordo con tutti, invece al suo ospite gli dico che sta volando basso, per il semplice fatto che io a Gaza non vedo più bambini né che giocano a calcio, né che giocano a pallacanestro, né che vanno in bicicletta e né che vivono una vita normale, perciò nelle sue manifestazioni conviene che coinvolge tutti gli ambienti sportivi, dal calcio, gli stadi, andando giù, perché non è possibile, è come se io
per eliminare la mafia in Sicilia buttavo delle bombe atomiche per eliminare la mafia in Sicilia, eliminavo tutti i siciliani e poi chiamavo Trump. Chiaro il suo messaggio. Allora grazie anche al signore che ha precisato insomma questo ulteriore passaggio, ma dobbiamo andare in pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, 8:34 del mattino, ancora in compagnia di Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle. C'è un'altra telefonata in attesa, la sentiamo, buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. No, volevo soltanto dire una cosa. Ecco, l'ultima telefonata che avete ricevuto da quel signore, no? Io capisco che uno può provocare, ma uno che si esprime in quel modo, che non vede più giocare i bambini a Gaza e che non vede più i ragazzini a correre per la città, ma se hanno distrutto tutto, dove dovevano correre? Dovevano giocare sopra le macerie che hanno fatto. Insomma, un po' di buonsenso anche questa gente quando telefona, conosce la storia o parla per parlare o per partito, insomma come dei tifosi ultras che non ammettono neanche davanti la realtà, la verità. Tutte queste persone qua non dovrebbero neanche parlare, dovrebbero chiudere prima, perché non si può sempre offendere, sentire sulla morte dei bambini che muoiono per fame. Uno, come ha chiamato lui prima a dire quelle cose, sono delle infame. Io spero che lui non abbia nipoti, perché se un nipote sente una cosa del nonno, dirà nonno, ma sei andato fuori di testa forse. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. È un chiarimento doveroso, insomma, questo. Sì, probabilmente prima era appunto una provocazione. Quando si esagera magari con le provocazioni, esatto, no? sì. Era chiaro comunque che si trattava di una provocazione. Sì, di una provocazione, magari sì un po' di cattivo gusto, però è chiaramente il tema che deve passare e che alla fine, come ha detto anche l'ultimo signore che ha telefonato, è che i bambini a Gaza di fatto muoiono di fame. Certo. E quindi la mortalità infantile è estremamente alta e quindi veramente è un tema. A me fa piacere sentire che poi dopo la si può pensare, come dicevamo, magari si può avere anche punti di vista differenti, però mi fa piacere vedere che comunque è un tema che appassiona, che interessa. Ci sono tante mail anche su questo, ne leggo velocemente qualcuna. Queste persone che manifestano per la Palestina, scrive Angela, questa l'abbiamo già letta prima, Patrizia, operazione totalmente pacifica, domanda, da creare problemi all'Italia con Israele e solo propaganda politica per la sinistra, hanno rifiutato di inviare il cibo con i canali ufficiali. Poi ancora Loredana, buongiorno, cosa pensate di fare dalla nostra regione per aiutare Hamas? Buongiorno, se l'Europa facesse una ripartizione degli armamenti come dice l'ospite, 50.000 e passa lobbisti di Bruxelles perderebbero il lavoro e guadagni immensi che sono dietro agli armamenti. Saluti da Enrico. Maria Stella, voi politici tutti non fate altro che indurre alla guerra, azioni sconsiderate, violenti in strada, è ora di finirla. E si riferisce anche agli scontri, no, che ci sono stati durante le manifestazioni appunto pro-Palestina. Ci sono stati, come risaputo, degli scontri, poche decine di persone che di fatto, a mio parere, hanno rovinato quello che è stato per esempio lo sciopero del lunedì 22 settembre. Secondo la questura, come dicevo prima, c'erano 5.000 a Trieste che hanno partecipato al porto e poi al corteo, quello pacifico che si è sviluppato poi all'interno del centro cittadino. Secondo gli organizzatori 7.000, in ogni caso tante persone, e a me dispiace che alla fine per colpa di queste persone si sia parlato più di loro anziché di una vera e propria mobilitazione cittadina su questo tema, perché io ero in piazza lunedì, ho anche voluto parlare e mi ha fatto piacere vedere tantissimi studenti delle scuole superiori, mi ha fatto piacere vedere tanti studenti e colleghi, studenti appunto universitari, e veramente c'erano comunque anche anziani, anche persone di mezza età che hanno scioperato, quindi è veramente stato un bel momento. A me dispiace che poi dopo, però è normale che sia così del resto, perché alla fine l'attenzione viene attirata da questi facinorosi. Mi dispiace appunto che non si sia parlato di quel bel momento che invece si è andato a creare
in piazza e poi durante il corteo, perché alla fine durante il corteo e la manifestazione pacifica abbiamo esposto semplicemente bandiere della pace, bandiere anche della Palestina, dei cartelli per appunto degli striscioni per portare comunque il nostro messaggio di pace. Io anche rispondo alla signora che dice che noi politici promuoviamo la guerra. No, cioè assolutamente no, almeno noi come Movimento 5 Stelle cerchiamo assolutamente di promuovere la pace, ma non lo facciamo dal 7 ottobre, da quando è stato l'attacco di Hamas, né lo facciamo da qualche mese, lo facciamo da quando è nato il Movimento 5 Stelle. Noi crediamo veramente nella pace ed è per questo che noi il 30 settembre in Consiglio regionale discuteremo la nostra mozione affinché la regione interrompa i rapporti con lo Stato di Israele, perché noi cerchiamo anche attraverso la pressione politica ed economica di interrompere questo conflitto. Poi dopo mi pare c'era anche una mail che diceva sulla flottiglia perché non sono voluti usare i canali ufficiali. I canali ufficiali, esattamente, viene criticato anche questo aspetto. Sì, la questione dei canali no? ufficiali è che gli aiuti umanitari alla fine rimangono fermi ai confini della striscia di Gaza, non vengono fatti passare, perché se veramente tutti gli aiuti umanitari che si sono accumulati ai diversi valichi che ci sono attorno alla striscia di Gaza, ma in generale anche in altre aree di Israele e della Palestina, se veramente quegli aiuti fossero fatti passare, non ci sarebbe allora forse anche la necessità di portarne di ulteriori. Il fatto è che vengono bloccati ed è per questo che la popolazione muore di fame. Come dicevo prima, lo scopo della flottiglia è sia aiutare dal punto di vista umanitario e portare appunto cibo, viveri e quant'altro alla popolazione della striscia di Gaza per interrompere l'assedio, ma anche chiaramente far sì che vi sia un'attenzione mediatica su questo, e penso che questo obiettivo sicuramente sia stato raggiunto. Però, come dicevo, gli aiuti umanitari purtroppo non vengono fatti entrare, questo è il vero problema, perché alla fine chi entra ed esce nella striscia di Gaza lo decide Israele, ma non lo decide dal 7 ottobre, lo decide da anni, motivo per cui è Israele che decide se e come fare entrare gli aiuti umanitari anche promossi dalle Nazioni Unite, quindi mi pare di aver risposto anche su questo. Allora, ci sono altre mail su questo tema, ne leggo ancora. La flottiglia, secondo me la flottiglia e lo sciopero generale sono assolutamente inutili, dice Enrico. Riguardo la flottiglia, se restavano a casa era meglio, gli attacchi saranno organizzati da loro per farsi notare. C'è anche questa dietrologia, diciamo così, è circolata, no? Sì, è circolata e detto ciò questi commenti che dicono è inutile scioperare, la gente resti a casa, sono commenti che non hanno, dal mio punto di vista, non hanno alcun tipo di argomentazione, sono veramente delle considerazioni dal mio punto di vista povere, perché non ci spiega il Signore, mi pare l'omonimo tra l'altro, si chiama entrambi Enrico, anche lui, l'omonimo non ci spiega perché secondo lui lo sciopero è inutile, non ci spiega lui cosa propone per portare avanti la pace rispetto alla questione palestinese, per interrompere il massacro e il genocidio. Non propone soluzioni, pone solo critiche probabilmente di parte, perché ce l'ha in generale con la sinistra, che poi la Sumud Flottiglia non è, ma anche l'intera questione palestinese non è una questione di destra o di sinistra, perché siamo ancora fermi a questo tipo di concetto, ma è una questione veramente umanitaria, è una questione emotiva. Io conosco, ma lo dico senza problemi, conosco delle persone, elettori di centrodestra, che sulla questione palestinese sono molto attivi, perché loro, vedendo le immagini dei bambini morti in braccio alle madri, piuttosto che bambini che appunto non muoiono di fame, ma anche semplicemente di una striscia di Gaza col prima e dopo, prima con edifici, grattacieli, esercizi commerciali, sicuramente non era uno standard di vita a quello a cui siamo abituati noi, ma comunque c'era uno standard di vita. Ora non c'è proprio uno standard di vita, perché la striscia di Gaza è stata praticamente distrutta dalle azioni di Israele, che alla fine Israele si giustifica dicendo che deve uccidere i terroristi di Hamas, però per ora vediamo che sta semplicemente uccidendo la popolazione palestinese, senza, tra l'altro, parentesi, nemmeno riuscire a eliminare i terroristi di Hamas. Io sento spesso di proteste all'interno dello Stato di Israele, non tanto, e questo un po' mi dispiace,
per il genocidio che sta avvenendo a Gaza, ma per il fatto che il governo israeliano non è in grado di individuare i terroristi di Hamas e quindi di conseguenza di liberare questi ostaggi. C'è anche questa protesta interna, no? Sì, poi dopo, anche per collegarmi a quello che diceva prima, io capisco che su questa questione ci sono tante zone grigie, non possiamo sapere tutto, né noi che abbiamo un ruolo politico, ma neanche il cittadino singolo. Chiaramente possiamo fare poi delle considerazioni su quello che viene appunto, che noi vediamo attraverso i media, di quei pochi giornalisti che non vengono uccisi a Gaza, perché o che non vengono allontanati, uccisi, ma tanti giornalisti. Ero anche presente sotto il circolo della stampa, mi pare la settimana scorsa, a leggere assieme a tanti giornalisti i nomi di centinaia di giornalisti uccisi nella striscia di Gaza, alla fine uccisi, assassinati semplicemente perché facevano il loro lavoro, ovvero quello di riportare semplicemente, anche forse, magari senza per forza commentare, ma anche con delle foto, con dei contenuti multimediali, con dei video, quello che stava succedendo. Ebbene, loro sono morti facendo il loro lavoro, tra l'altro a mio parere uno dei lavori più nobili che ci sia, perché se l'informazione e se il giornalismo è fatto con intelligenza, con criterio, con onestà intellettuale, veramente è uno dei lavori che ci permette anche di tenere anche il nostro sistema democratico e veramente di non arrivare a quel tipo di situazioni. È strettamente legato, è vero, alla democrazia. Esatto. Allora, Vadim cambia totalmente argomento, dice: buongiorno, sentiamo spesso il mantra che le crociere portano benefici economici alla città. I guadagni puramente monetari sono semplici da calcolare, però questi non tengono conto di fattori come inquinamento, traffico, spazi e parcheggi chiusi, prezzi alle stelle di generi alimentari e alloggi, ignorati dal calcolo di costi e benefici, ma di grande impatto negativo sul benessere dei cittadini. Alla luce di tutto ciò, siamo veramente sicuri che i benefici siano maggiori dei costi? Dice Vadim sul tema crociere, no? Che è molto d'attualità qui. Esatto, e metto in premessa il fatto che ha anche parlato di posteggi, quindi anche ricollegandomi al discorso di prima sulla piscina terapeutica, forse avremo più posteggi con le rive libere dalle navi da crociera, ma questo anche perché, voglio dire, le navi da crociera chiaramente portano dei benefici economici agli esercizi commerciali del centro città. Penso Piazza Unità, Piazza della Borsa, Via San Nicolò, insomma tutte zone del centro, probabilmente anche Piazza Sant'Antonio, però chiaramente gli esercizi commerciali del resto della città sicuramente non ne beneficiano, per il semplice fatto che il turismo dei crocieristi molto spesso è un turismo mordi e fuggi, perché se una crociera fa tappa a Trieste si ferma per veramente poco tempo. Se invece la crociera parte a Trieste, molto probabilmente chi parte a Trieste con la crociera non è che verrà a Trieste a spendere i suoi soldi e poi fare una crociera senza, come dire, soldi da spendere per magari altre tappe che andrà a fare. Sicuramente c'è il tema ambientale, perché anche ieri che eravamo sotto la prefettura per manifestare rispetto all'attacco che aveva subito la Sumut Flottiglia, ci siamo girati, abbiamo visto questa bella nave da crociera con il motore continuamente acceso, ma questo... E c'era una nave da crociera. Pensiamo a quando ci sono 2, 3 navi da crociera, e poi ci sono chiaramente anche tipo di navi, ma queste qui sono veramente davanti al centro cittadino. Finché non vi sarà l'elettrificazione della banchina, queste navi dovranno rimanere col motore acceso per tutto il tempo che staranno qua a Trieste, e secondo me questo qua è un grosso problema, appunto, sia per la questione dei posteggi, sia per la questione ambientale, anche perché possiamo, penso, dirlo senza problemi, è che anche a Trieste sulla questione ambientale rispetto a queste sostanze nocive che sono state rilevate anche nel centro città c'è un problema. Non lo dico io, però appunto credo anche per la questione appunto delle navi da crociere. Quindi secondo me è un tema che andrebbe affrontato, e la politica cittadina dovrebbe affrontarlo soprattutto rispetto alle conseguenze sulla salute dei cittadini, perché poi chiaramente ci si lamenta spesso, giustamente, del fatto che sono in aumento i tumori, tutto questo tipo di patologie
non cessano e non diminuiscono. Chiaramente se noi abbiamo davanti al centro cittadino 2, 3 navi da crociera costantemente con i motori, ma non dico i motori che uno pensa a motori dell'auto, no, un motore della nave da crociera costantemente acceso, questo chiaramente è un problema. Quindi io condivido il commento e l'analisi che ha fatto lo spettatore, appunto perché è un tema su cui noi siamo particolarmente critici. Critici, è vero. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno. Sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, saluto a lei Bucarella, alla redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Ecco, io volevo portare diciamo, 2 fattori di riflessione. No? Uno, devo ritornare obbligatoriamente sul discorso di Gaza e su 2 fattori. Parlo di stampa estera. Abbiamo una fortuna che all'interno del governo del gangster che sta facendo tutto questo casino, praticamente non tutti quanti sono d'accordo su questa sua linea e fanno praticamente trapelare alla stampa israeliana, diciamo, documenti anche riservati. Sarebbe una menzione pubblicato da Israel Daily e da Telegraph Israel. Questi sono 2 che sono stati i primi sulla stampa israeliana a pubblicare che per quanto riguarda gli attacchi del 7 ottobre il governo israeliano ha pagato la frangia dei Stalaniti, che è un gruppo religioso che adesso diciamo non vado a approfondisco perché sennò la Bucarella dopo mi sgrida, sì. Praticamente i Stalaniti affinché facessero questo attacco, cioè l'attacco fatto il 7 ottobre è stato pagato da Israele, del governo israeliano, affinché si producesse tutti quanti questi casini, no? Poi un'altra cosa che merita un'altra menzione inerente agli aiuti su Gaza. Allora, gli aiuti su Gaza, gli aiuti umanitari sono sotto controllo, diciamo, di israeliano. Questa è una notizia che ne parla la stampa estera, in Italia non se ne parla, c'è stato un unico giornalista che si chiama Franco Fracassi che ha cercato di pubblicarla, ma purtroppo non ha avuto, diciamo, accesso, non ha bucato, come si usa dire nei termini, che praticamente hanno beccato che l'esercito israeliano avvelena come si dice, gli aiuti umanitari, con l'ossicadone. L'ossicadone viene chiamata la droga zombie che praticamente brucia le cervella, certo, no? Certo. Questo così un tanto per dare un equilibrio a quello che si è detto prima. Capito. Poi inerente alle navi da crociera, voglio solo una riflessione, dopo chiudo. Sì. Allora, le controparti, diciamo, del Movimento 5 Stelle dicono che a Trieste lasciano 54 milioni di euro alla città. Sì. Il punto è questo, a chi vanno questi soldi? Perché io personalmente ho utilizzato un sistema statistico per verificare, diciamo, dove vanno, cioè quanta ricchezza. Allora, è vero che diciamo, produce ricchezza chi ha bed and breakfast hotel, è vero, diciamo, che produce ricchezza, diciamo, ai taxisti, quelli che noleggiano auto per la metà, però se lei va davanti diciamo, alle navi da crociera e vede un po' le forniture che vengono fatte, sono tutte quante che vengono poi a Trieste. Se poi uno va in stazione, diciamo, e guarda le code che si fanno in biglietteria con un principio statistico che adesso non ometto proprio per ragione di tempo, vedrà che grosso modo la statistica dice che circa 2000 croceristi se ne vanno immediatamente da Trieste a Venezia. La domanda è questa: siccome ci lasciano sporcizia e pochi soldi, a chi conviene questo? Grazie, capito, grazie della telefonata. Allora, buona giornata anche a lei. Sì, sicuramente sulla questione anche dei trasporti, della stazione, mi ricordo che rispetto ai taxi c'era un grosso problema anche appunto non per colpa ma a seguito anche di questo afflusso di croceristi, però è vero che tanti di questi croceristi arrivano a Trieste e poi vanno a vedere se hanno tempo appunto Venezia, perché vanno appunto prendono il treno, ma so anche di alcuni che vanno in Slovenia, vanno in Croazia. Questo chiaramente dipende da quanto tempo hanno, però è anche vero, come appunto ha detto anche il signore che è intervenuto, che tanti di questi croceristi alla fine di beneficio vero e proprio che portano alla città
è una cosa dubbia, perché come dicevo al centro cittadino agli esercenti anche più grandi, perché molto spesso gli esercenti che sono nel centro cittadino sono delle catene, dei franchising che hanno, come dire, una certa dimensione e quindi anche dei negozi abbastanza grandi, sono catene e quant'altro. Molto spesso il commercio appunto cittadino dei piccoli imprenditori di fatto non ha questo beneficio se non forse un generale innalzamento dei costi per la nostra città, che è un po' anche la questione in generale del turismo, perché mi è tornato in mente rispetto a una delle argomentazioni che usavano, uso il passato perché insomma secondo me ormai possiamo parlare del passato, rispetto alla cabinovia, era anche di poter portare i turisti a Opicina. Chiaramente con questo maggiore afflusso dei turisti i prezzi aumentano, quindi in quel caso, per esempio con la cabinovia, chiaramente vi sarebbe stato un aumento dei costi da parte degli esercenti delle attività commerciali a Opicina a discapito di chi abita sull'altipiano, ma è chiaro che questi croceristi generano un aumento, un'inflazione, un aumento dei costi nel centro cittadino e quindi anche sugli altri rioni di Trieste. Questo chiaramente è un tema, se uniamo al fatto della questione ambientale delle crociere, sul fatto che i croceristi spesso... Allora, diciamo però una cosa, è vero che Trieste nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi 2 anni, sta andando, viene vista molto comunque dai turisti, bisogna dire che c'è stato un incremento, però come diceva anche il Signore, è vero che tanti vengono a Trieste o di passaggio o appunto per usarla come base per poi muoversi nel nord-est, diciamo, della Venezia Giulia, del Friuli e anche Slovenia e Croazia. Quindi io sono abbastanza scettico sugli effettivi benefici da queste navi da crociera. Poi nel momento in cui vi sarà l'elettrificazione della banchina, io forse sarò già più propenso a dire insomma, esattamente, però al momento sono i vantaggi. Piuttosto critico. Andrea è d'accordo con lei, più turismo, trekking e manifestazioni sportive come l'orienteering domenica a Borgo San Sergio, stop al turismo croceristico imposto sulla città, ovviamente chiudete immediatamente il progetto Ovovia. Non se ne è parlato oggi, ma insomma... Voglio dire, su questo mi ha fatto sorridere perché domenica a Borgo San Sergio parteciperò anch'io a questa gara di orienteering, orientamento, che è questo sport che non tutti conoscono, però devo dire che le scuole triestine, io ho iniziato a fare alle medie con la scuola corsi, stanno promuovendo. È uno sport in cui di fatto, per chi non sapesse, si corre molto spesso nella natura, però in questo caso anche nei centri urbani, appunto con dei punti da individuare, da raggiungere nel minor tempo possibile. E soprattutto è un'attività, è una bella attività perché al di là che a me piace, parentesi, andare proprio in bosco, quindi poi abitando sul Carso veramente sono contento anche di fare queste gare in giro per il Friuli, ma anche nella Slovenia si scoprono veramente dei posti molto belli, ma soprattutto è uno sport che è accessibile sia ai giovanissimi, sia ai bambini, ma anche a chi ha una certa età, anziani, perché chiaramente ci sono diversi percorsi con diverse difficoltà, ognuno può decidere che percorso fare. Per esempio a Borgo San Sergio questa domenica ci sarà una modalità molto interessante che è quella della staffetta, quindi si promuove anche questa cooperazione, perché molto spesso l'orienteering lo si individua come uno sport individuale, invece in questo caso a Borgo San Sergio verrà fatta anche una staffetta, e quindi sicuramente è un'attività molto interessante, ma soprattutto sono anche degli sport o anche l'accenno sul trekking e su questo tipo di turismo che io definirei il turismo lento. È un turismo che valorizza il territorio, io spesso appunto camminando per il Carso, facendo trekking sul Carso, passo per Gropada, Basovizza, Repene e quant'altro, e noto che se in quei territori, se in quei paesi vi fosse un tipo di turismo più lento, che rispetta il territorio, che rispetta il nostro Carso, che appunto porta anche un certo tipo di ricchezza e valore, ma io ho fatto il riferimento al Carso, ma possiamo dire anche la stessa cosa anche su altre aree della nostra città che sono molto molto belle. Se noi promuoviamo questo tipo di turismo, chiaramente forse potremo giovarne tutti di più, perché appunto è un turismo che valorizza la nostra città. Quindi detto ciò, gli spettatori ci possiamo vedere domenica a Borgo San Sergio a correre abbiamo assieme. Questo appuntamento, perché no? Allora, Daniele ci scrive: la
bufala dell'ossicodone nella farina è stata spiegata e smontata, faccio notare l'ossicodone a temperature alte perde ogni effetto, a meno che non si voglia sostenere che i palestinesi sniffino la farina, non si capisce come potrebbe nuocere, sempre se crediamo agli asini che volano. Buongiorno, invece scrive Paolo, le navi da crociera non sono tutti i giorni a Trieste, ma il traffico cittadino sì, quindi forse l'inquinamento deriva da quello. Beh, insomma, ci sono entrambi. C'è no? il tema chiaro, chiaramente anche del tutti, traffico, però è chiaro. ci sono appunto i dati e si vedono le conseguenze di motori eccetera di navi da crociera. Poi dopo è vero che forse ci saranno delle giornate in cui non ci sono navi da crociera, ma è anche vero che ci sono giornate in cui di navi di crociera non ce n'è solo una, ma ce ne sono di più. E questo chiaramente ha delle conseguenze e un altro tipo di proporzione anche di inquinamento che si produce di sostanze nocive rispetto a un traffico cittadino. Anche perché adesso il tema del traffico, il tema urbanistico dei posteggi è un tema veramente ampio. Però, per farla anche breve, sulle dirette conseguenze di chiudere i posteggi sulle rive, chiaramente noi andiamo ad avere degli automobilisti che cercano posteggio per 30-40 minuti nel centro cittadino, chiaramente con i semafori, con il traffico, con gli stop, con le strisce pedonali, chiaramente la combustione delle automobili aumenta e quindi anche lì può essere una conseguenza di questo aumento di sostanze nocive chiaramente, però dovuto anche alla questione delle navi da crociera e alla chiusura dei posteggi sulle rive. Chiarissimo. Allora, siamo giunti al termine di questa prima parte della nostra trasmissione. Allora io ringrazio Enrico Sossi per essere stato con noi e lo invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Certo. Buon lavoro e buona giornata. Grazie. Buona giornata a voi.